Buongiorno cari amici e benvenuti alla 26esima lezione di radiestesia basic del vostro Marietto Veneziano. Come avete visto iniziamo subito con il circuito, praticamente la croce cosmica, per rinforzare il nostro subconscio, quindi fissatela attentamente, perché ha seguito già le pillole del vostro Marietto Veneziano sa di cosa sto parlando. Fissatelo alcuni secondi per fare in modo che entri nel subconscio e nell'inconscio. Bene, importante guardarla attentamente per almeno 2-3 minuti se non l'avete mai vista. Bene, adesso passiamo al prossimo quadrante radiostesico. Chiaramente oggi andrò un po' più veloce perché ormai siete già alla 26esima lezione di radiestesia basic e quindi per il presupposto che le altre le abbiate già viste. Però prima di fare questo il Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di The Garden Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove alle 20:30 il The Garden Marietto Veneziano tengono un percorso esoterico coadiuvati da Milas. Se vi scappa anche un super like è sempre ben accetto e mi raccomando attivate la campanellina per essere sempre informati quando ci saranno nuove pillole. Bene, passiamo al prossimo quadrante radiostesico per la valutazione. Voi sapete che si possono scaricare gratuitamente nel sito alcapitano.altervista.org. Quindi facciamo subito la domanda se questi due circuiti che vedremo oggi, che serviranno per attutire e rinforzare il sistema immunitario e rinforzare anche il sistema emotivo, per fare in modo che questo virus che sta girando ci lasci un po' in pace. Quindi mettiamo il testimone e vediamo subito che ci dice di sì. Bene, oggi infatti vedremo due circuiti che il vostro Marietto Veneziano ha già messo nelle varie pillole, ma concentrate. Quindi guardiamo col pendolino, col quadrante radiostesico per la valutazione del trattamento, se saranno positivi, e vediamo che ci dice molto positivo. Ricordo che bisogna mettere il testimone qui, ma chiaramente questa è già la 26esima lezione e quindi chiaramente il vostro Marietto parte presupposto che sappiate già come attivare vari circuiti e quadranti radiestesici. Bene, fatto questo andiamo nel prossimo e chiediamo quante ore possiamo lasciare il nostro testimone dentro i circuiti radionici. Quindi prendiamo il nostro pendolino e chiediamo mentalmente. Vi ricordo sempre che bisogna prima però fare il vuoto mentale colonne nella mente prima di iniziare a usare i circuiti e i quadranti radiostesici. Quindi ci dice almeno 8 ore 9, quindi 8-9 ore come minimo. Bene, fatto questo passiamo al prossimo quadrante che avete già visto in altre pillole. È questo circuito radionico creato dal Degare al vostro Marietto Veneziano, che serve proprio per rinforzare il sistema immunitario tramite una molecola creata dalle industrie farmacologiche, che serve proprio per rinforzare il nostro sistema immunitario e serve proprio per mettere un argine, una diga, una fortezza intorno al nostro sistema immunitario, proprio per questo periodo in cui c'è questo virus, ma anche batteri. E quindi mettete qui il testimone, che è la vostra foto o qualcosa di biologico vostro, e col pendolino girate in senso orario per almeno 21 giri. L'ideale sarebbe girare fin quando il pendolino non si ferma. Dopodiché, fatto questo, prendete la vostra macchina di onde di forma radionica e la posizionate in un posto sicuro. E questo è il primo passaggio col primo circuito. Il secondo circuito radionico, sempre ideato del Degare Marietto Veneziano, è questo qui, per il rilascio emozionale, perché molte emozioni negative chiaramente sono dei blocchi importantissimi, e quindi si mette sempre il vostro testimone qui, si prende il pendolino e si fa oscillare per valorizzare il testimone con il quadrante, con il circuito radionico. Si fa almeno 21 giri, dopodiché si prende questa macchina radionica e la si posiziona in un posto sicuro, sopra un armadio, sopra un cassetto, dentro un cassetto, sopra un tavolo, e si lascia fino al risultato ottenuto. Questo non ha bisogno di tempistiche. Quest'altro invece che vi ho fatto vedere prima, questo invece nella realtà ha bisogno di un tempo determinato, e in ogni caso massimo un mese.
no? Questo massimo un mese, mi raccomando. Invece quest'altro, che il vostro maritro veneziano vi ha fatto vedere, è a tempo indeterminato, e mi raccomando, questo potete lasciarlo quanto tempo volete, perché le emozioni negative sono importanti da spostare. Bene, detto questo, il vostro maritro veneziano vi saluta, vi ringrazio di avermi seguito fino a qui, vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale del Legale Maritro Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici, e alla prossima, ciao!